La presenza della scuola primaria, della scuola media e anche dell'asilo nido e prossimamente della scuola materna ha reso via Pio X a Cartigliano una strada di sempre maggiore importanza che sarà totalmente rinnovata. È una via molto trafficata, soprattutto al mattino quando i genitori portano i ragazzi a scuola. Con il contributo di quasi 270.000 euro che abbiamo preso dal governo, via Pio X sarà tutta nuova. Per rendere più bella e sicura la strada si rende necessario anche un intervento sul verde. Taglieremo, e lo dico ai cittadini, gli alberi, posso dire storici di Cartigliano, che però abbiamo una perizia di un agronomo che ci consiglia di farlo perché sono ammalati. Molti di questi tigli sono vuoti e rimpianteremo altre essenze con l'ottica che devono non soffrire come gli attuali, ma devono vivere perché dobbiamo portare il massimo rispetto appunto al verde pubblico. In più, a beneficio dei cittadini, l'intera via Pio X avrà nuovi stalli per la sosta delle vetture. Con il nuovo progetto ben 40 parcheggi vengono ricavati, dunque è un'occasione importante per risolvere questo annoso problema.